particolare, molto interessante. Io conosco questa formazione da diversi anni e apprezzo molto il loro lavoro, innanzitutto per come si presentano. Io li ho conosciuti tanti anni fa durante una delle tante sfilate che si fanno nella nostra isola durante le feste estive, e loro si distinguevano da tutte le altre formazioni folcloristiche per la scelta dei loro abiti molto semplici, perché vogliono perpetuare, ricordare quello che era il lavoro che si svolgeva nei campi. Io li chiamerei subito sul nostro palco, e sono i componenti del gruppo Sant'Isidoro di Barbusi. Eccoli che ci raggiungono, guardate come sono particolari nei loro abiti, semplici, ma questa grande eleganza data proprio dalla semplicità. Una formazione molto numerosa, come vedete. Questa sera sarà accompagnata dalla chitarra di Elvio Casu, e gli facciamo un applauso, ciao Elvio, e l'organetto Emanuele Sulas, e facciamo un applauso anche a Emanuele. C'è i tifosi qui, già andiamo a Emanuele Sulas. Dicevo, vedete quanto sono numerosi, ma la cosa interessante sono i canti che loro propongono, perché hanno scelto di cantare quei canti semplici che erano canti di lavoro, che anticamente venivano eseguiti proprio per accompagnare i momenti di lavoro. E io ho avuto occasione quest'anno, in occasione del matrimonio mauritano che si svolge a Sant'Adi, proprio quest'anno è stato organizzato per i primi di luglio, se non sbaglio il 10 di luglio, e loro hanno animato l'arrivo degli sposi nella piazza principale di Sant'Adi con i loro canti e con gli antichi mestieri che venivano svolti nella nostra isola. Stasera ci proporranno due canti del repertorio tradizionale che fa parte del loro repertorio. Il primo canto si intitola Tres Rosas e ha una linea melodica particolare. Per chi conosce i canti della tradizione sarda, è quel canto che anticamente veniva definito Aiandi Mironnai, e a seguire invece sono i Muttettus all'Airellellara, chiamati anche Muttettus Floriusu, con un testo della fine dell'Ottocento, Sona Sonettus. L'applauso al gruppo Sant'Isidoro di Barbusi.
buonasera, benvenuti, buonasera. Allora, il Sulcis che si ripropone, che rinasce dopo questo periodo di... questo meraviglioso strumento. Grazie Sandro. Ma